Una nuova tappa, un nuovo incontro con amici, con osterie, con gastronomia, con i buoni vini, ma vi chiederete dove siamo arrivati. Beh, dalle valli del Natisone siamo scesi un pochino e abbiamo attraversato il Tagliamento per andare in quel di Pinzano, Pinzano al Tagliamento. Poi c'è una strada che porta su a un paese che è più lungo il paese come nome di quanto non lo sia come fabbricati. Siamo a Manazzons, da Ivana e Secondo. Ecco, andateci, ma non andateci con un tir, perché come arrivate sopra, sarà un po' difficile fare retromarcia o comunque fare il giro per ritornare a valle. Qui Ivana e Secondo hanno un gioiello più che un'osteria e un ristorantino. Io l'ho conosciuto attraverso i pareri di tanti amici, ma soprattutto di mio figlio, che credo sia un cliente assiduo e non fa altro che raccontarmi di questi piatti, di questi vini, di questa accoglienza, di questa simpatia. Beh, andiamo a vedere insieme se è proprio così. Andiamo dentro. Siamo a Manazzons, la frazione del comune di Pinzano al Tagliamento. Il comune di Pinzano al Tagliamento è composto da 8 centri abitati, di cui il maggiore è Valeriano, che ospita la metà della popolazione del comune. Il territorio del comune di Pinzano si distende lungo il Tagliamento ed è il limite della Pedemontana Friulana occidentale, ed è inserito tra diciamo, i grossi centri di Spilimbergo e di San Daniele. Una parte importante del territorio è quella sul Tagliamento, che è il fiume che caratterizza il nostro ambiente, insieme ad tanti altri torrenti come l'Arzino, la Cosa, la Gerchia e tantissimi piccoli rigagnoli. È un ambiente in cui nei secoli passati c'era una grande produzione di vino e ancora il territorio è caratterizzato dai vigneti e da questa antropizzazione del territorio che decora le nostre colline. Ci sono opere d'arte importantissime all'interno del nostro territorio che vanno dal 1300 ai giorni nostri. L'opera che si ricorda più frequentemente è la Natività del Pordenone all'interno della chiesa di Santa Maria dei Battuti di Valeriano, che è un'opera basilare per la cultura friulana. E vicino a questa ci sono diverse altre opere del Pordenone, sia nella chiesa parrocchiale La Pieve di Valeriano che nella chiesa parrocchiale di Pinzano. Altri piccoli episodi artistici conserviamo nelle nostre diverse chiese, grandi e piccole, e poi ci sono dei episodi architettonici molto importanti, come il mausoleo tedesco sul Tagliamento, che fu realizzato tra il 1939 e il 1943 e non fu completato a causa della guerra. È un monumento in cui non sono mai stati sepolti i caduti, ma che doveva ospitare all'inizio i 3.000 morti tedeschi, successivamente anche quelli austriaci, ma non fu mai completato. In questi anni è stato rivalorizzato, pulito, e c'è un progetto di recupero che dovrebbe presto andare in porto. Un'altra testimonianza architettonica è il ponte sul Tagliamento, che è stato realizzato nel 1970 su progetto dell'ingegner Silvano Zorzi, e sostituisce quello precedente, molto ammirato
fin dalla sua costruzione nel 1906, che era un ponte a 3 arcate e che subì durante la Prima Guerra Mondiale il brillamento dell'arcata verso Pinzano e fu ricostruito nel 1920. A causa delle alluvioni del 1966, del 4 novembre, la pila verso Pinzano fu spostata a valle e si decise l'abbattimento. Un punto di interesse sicuramente è anche il Colle del Castello, il Colle del Castello ormai ridotto a ruderi, ma dal quale si gode una vista a 360 gradi e si possono ammirare i paesi della zona e tutta la pianura friulana, e in particolare il tagliamento, che è l'elemento caratterizzante del nostro paesaggio. All'interno del comune di Pinzano ci sono stati ritrovamenti archeologici abbastanza importanti che sono conservati nella raccolta archeologica della Villa Savorgnan a Restans, in comune di Sequals. Qua era un paese che aveva fino a 400 abitanti, la frazione di Manazon, no? Adesso siamo solo in 70, diciamo che in 15 anni ne abbiamo persi 40. Eravamo 110, 15 anni fa, adesso siamo solo in 70, una settantina, insomma, e sono tutti praticamente il 90% emigrati in Francia. Partendo dagli anziani come mio nonno, che era nato nel 1872, loro andavano a piedi in Austria a lavorare, a Klagenfurt, cioè partivano di qua, e difatti mio nonno mi ha dato una fotografia col drago. A Klagenfurt c'è una fontana che è un drago. No. Allora mi ha dato la fotografia e io un giorno ho detto, ma ero un bambino, avevo 10 anni, mi ha dato la fotografia e lui era fotografato vicino al drago. Ma un giorno sono andato su a Klagenfurt, andiamo di spesso adesso, e difatti c'era il drago a Klagenfurt e l'ho visto uguale come sulla fotografia, no? E tornavano giù a piedi, andavano a piedi perché erano, non so, un centinaio di chilometri, 110 di qua, sì, non è che sia adesso che corrono, cioè i podisti li fanno nella serata, diciamo quasi. E dopo, questa era prima della guerra, no? Del 45, dopo il 45 sono tutti emigrati o in America, se vuoi che ti dico le verità, no, ma non te lo dico perché non sono andati a fare soldi, sono partiti con i soldi, non solo di qua, ma di altri paesi vicino, no? E sono ritornati 6-7 anni dopo con i battelli pieno, fino a Genova, il battello pieno di materiale edile per lavorare qua, diciamo. Una nave di roba, sì, non è da poco, diciamo, che si sono messi su a fare l'edilizia, diciamo, lì dopo gli anni 60, e quelli che sono emigrati in Francia praticamente siamo ritornati un sacco dopo il terremoto, perché avendo i bambini per andare a scuola dovevi scegliere o Francia o Italia, no? Allora io per esempio ho scelto Italia, non solo io, siamo una decina qua, che siamo venuti dal 78 dopo il terremoto, diciamo, sia per fare le case, perché qua eravamo tutti dell'edilizia, non c'era un idraulico né un elettricista, solo muratori, ma erano muratori che quando andavano via i vecchi muratori dopo la guerra, che andavano in Francia o passavano per le montagne o passavano per le dogane, gli facevano una presa di sangue sulle dita, e come che avevano le dita tanto grosse, l'ago non entrava e gli dicevano avanti, avanti, perché erano muratori veri, diciamo, hai capito? E avevano 17, 18, 20 anni, non anziani, no? Diciamo sì. E dopo adesso sono ritornati un sacco, ce n'è un sacco, diciamo l'estate ne viene un centinaio più in ferie qua. Adesso col Covid sono limitati, sono già venuti una decina, 10, 12 diciamo, no? E devono arrivare questa settimana qua, principalmente di pensionati, perché adesso lavorano, una volta si veniva un mese, adesso hanno 15 giorni, una settimana, no?
E allora a Manassons c'era due scuole, c'erano un 25 alunni in una casa dei Ciriani qua, no? E la scuola che si chiama Giuseppe Mazzini, che nessuno lo sa, di quelli di adesso, no? Laggiù che è chiusa, e facevi la quarta e la quinta laggiù, e qua facevi prima, seconda e terza. E c'era stato nel 55-56, ho fatto anch'io la sesta. Facevi la sesta perché andavi a scuola a 6 anni, se eri promosso ogni anno a 11 avevi chiuso, no? Finita, no? E allora succedeva anche che a scuola, io sono del 44, ce ne avevo del 38 a scuola laggiù sulla quinta e sesta, diciamo, no? Perché come che dal 38 hanno 4, quasi 6 anni più di me avevano, no? Se io ne avevo 10, ne avevo 15, 16 loro, perché c'era forse un'usanza che non sapevano cosa fare dei bambini che erano 5, 6, 7 fratelli una volta qua, non come adesso 1 o 2, diciamo. C'erano anche delle famiglie con 10, no? Non so se li bocciavano o cosa, perché sì, a essere a scuola, perché non sapevano cosa fare di loro praticamente. Allora o li bocciavano perché restino a scuola, sì, una roba impensabile, diciamo, no? Sì, non erano stupidi praticamente, no? E insomma era così. La scuola, non questa la prima, seconda e terza, quando eravamo in quarta e quinta si doveva portare legna noi per fare il fuoco a scuola. Dopo è arrivata la televisione, no? La televisione al 54. Manassons 3 mesi dopo aveva la televisione, che in Italia sì o no, che il Monsignor Liguti ha mandato i soldi, ha messo la televisione lì con un'antenna alta come il campanile, come una specie di Tour Eiffel nel cortile, fatta sull'antenna perché non riuscivano a prendere, no? E noi che andavamo a giocare, cioè eravamo ancora a scuola, no? Si andava a aiutare anche il maestro a potare le viti, perché una volta, 10-11 anni, sapevi già potare le viti, adesso no. No. Si andava a potare, e lui ci faceva vedere la sera Zorro per televisione, ma fuori sulle griglie, sai, appesi alle griglie a vedere Zorro, perché era una cosa, sì, televisione, sì, nessuno aveva mai visto, diciamo. Io sono andato in Francia dal 56 e in certe zone del 1960 non era ancora arrivata la televisione, perché quando sono andato, diciamo, in Bretagna, dopo 2 o 3 anni che ho girato, e vedo una coda di gente per strada. Ho detto andranno al cinema, no? Sì, questa gente, no, andavano a guardare nel magazzino la televisione accesa, no? E non avevano, era appena arrivata in Bretagna, che a Manassons era quasi 10 anni prima, 8, diciamo, no? E cosa vuoi? Dopo adesso sì, siamo come siamo, perché sì, sono tutti, la gente di qua, è tutta gente che lavora, è stato, sì, è difficile che ci sia stato qualcuno che non abbia avuto lavoro, ecco, per dire, no? E qua a Manassons no, ci sono solo 2 o 3 case che ha fatto il comune o altri, no? Se no tutto è stato ricostruito dai muratori di Manassons, perché erano, non è per dire, erano tutti bravi qua. Per dirti un esempio, no? Perché adesso parlano degli apprendisti che sono fino a 27 anni, una volta eri apprendista fino a 18, no? Allora io ho cominciato a lavorare in Francia a 15 anni e mezzo, perché non potevi cominciare prima, però 2 anni me li hanno fatto fare di scuola in Francia, che è andata bene, diciamo, perché io non avevo padre, mia mamma mi ha portato di un suo fratello emigrato in Francia dal 1925, che non è mai più tornato in Italia, no? E lui era sposato anziano, sopra i 50, diciamo, perché adesso sono ancora giovani, sopra i 50, e non avevano figli, e lo prendo io. Bon. Ho dovuto andare a scuola per 2, uno alla scuola elementare, e difatti
ho conseguito il certificato di studi finale, che era a 14 anni, perché in Italia avevo già finito. Dunque, arrivando in Francia dovevo solo capire il francese e la geografia, tutto il resto lo sapevo, no? E dopo 4 mesi sono andato a fare, nel cantone eravamo in 120, e fare l'esame di fine scuola, diciamo l'esame finale, no? Eravamo in 3 del comune e gli altri 2 li hanno bocciati. Io mi hanno promosso e mi hanno anche dato il primo premio di disegno, perché io non avevo colori, non avevo niente, perché il mio zio lì non è che siano... no, erano brave persone, ma coi soldi erano i normanni, sono come i scozzesi, non so, tirchi, no? E allora io sono arrivato all'esame, avevo solo la matita, non avevo neanche la gomma, no? Allora, il disegno era, diciamo, l'esame di illustrare una favola di La Fontaine. La Fontaine era un poeta francese, no? Ma un grande poeta. E ho fatto la colomba e la formica, cioè praticamente una formica nello stagno si annegava, la colomba è scesa e gli ha dato un ramo perché venga su dell'acqua, no? E l'ho fatto, non so, in 5 minuti, no? Ma vedo uno che arriva a guardare, dopo chiama un altro, veniva un altro, veniva un altro. Sì, avevo fatto solo con la matita veloce tutto e mi hanno dato il primo premio, che era di 500, come se fosse 50 euro, diciamo adesso praticamente, no? Perché con quei 50 lì sono andato al ristorante con la maestra a mangiare, diciamo, no? Buongiorno, sono Luca, il titolare della trattoria da Ivane II. Ci troviamo a Manazzonzi, Pinzano al Tagliamento. Questa trattoria è nata nel 75 dai miei genitori, Ivane II. L'hanno gestita fino al 2000, poi sono subentrato io e adesso da 21 anni la gestisco. È una trattoria che negli anni, diciamo, ha subito molti cambiamenti, dettati un po' dalle richieste dei clienti, dei cambiamenti sociali, tra virgolette, che non intendo cambiamenti economici, ma come è cambiato il gusto del cliente, l'avvicinamento al mondo del vino, però non toccando una cosa importante, l'atmosfera. L'atmosfera è come 40 anni fa, dove devi entrare in un locale e sentirti come a casa, dove lasciamo da parte le formalità, però ci mettiamo professionalità e passione, che è la cosa più importante in questo settore. Dicevo, ci troviamo a Manazzons, è una piccola frazione del comune di Pinzano al Tagliamento, ci troviamo a 260 metri di altezza. Il mio locale, diciamo, punta molto alla cucina friulana rivisitata con prodotti del territorio. Non uso il termine chilometro zero perché non è tutto chilometro zero, però diciamo regionale. Abbiamo anche qualche accenno nazionale, perché nel periodo estivo, lavorando molto con le stagioni, la cucina friulana va un po' scemando. In attesa dell'autunno, dove poi ripartiranno tutti i prodotti autunnali, dalla zucca ai funghi e al maiale che si torna a inserire, fino ad arrivare alla primavera con le sue erbe aromatiche e tutti, diciamo, i famosi piatti del territorio. La trattoria da Ivane II, dicevo, essendo anche comunque l'anima rimane sempre da osteria, dove siamo legati al Comitato Difesa Osterie, che ci teniamo molto, e oltre a quello facciamo parte di Slow Food con le Osterie d'Italia, siamo uno dei locali chiocciolati del Friuli e con l'alleanza dei cuochi di Slow Food. È una cosa che tengo a precisare perché è un impegno a mantenere questo riconoscimento, insomma. Qua abbiamo il nostro fricco, un piatto tipico friulano, un classico, cioè il must del Friuli, fatto con, noi lo facciamo con 3 tipologie di formaggio, formaggio rigorosamente friulano, di 3 stagionature differenti, una piccola percentuale di patata e un
una sfumatura di cipolla. Anche la polenta tutta farina friulana, noi usiamo un mix di farine provenienti diciamo da vari mulini e creiamo questa farina un po' bramata. Buon appetito. Adesso presento un piccolo dolce sempre fatto da me. Questo è con orgoglio lo dico, un dolce tipico friulano, il tiramisù. Ormai possiamo dirlo tranquillamente che è un prodotto tipico. Fatto classico con il mascarpone, i savoiardi, noi ci mettiamo un po' di panna perché lo prevede e quanto. Poi per digerire il tutto, accompagnare al fine cena, non mancano mai le nostre grappe. Qua vi ho fatto due esempi, abbiamo la grappa cui sparsi rusul, sarebbero i germogli del pungitopo, che è questa, e poi una grappa alla ruta, due tipiche diciamo nostre, le più classiche che facciamo noi. Pinzano al Tagliamento è stato, come tutti i paesi della zona montana e pedemontana del Friuli occidentale, anche luogo di partenza, di emigrazione, e in particolare la ferrovia, che oggi è la Sacile Gemona, era proprio un modo per lasciare il paese ma anche per ritornarci. La tratta è molto importante, ha sempre collegato Pinzano sia con Spilimbergo e Casarsa che poi Maniago e Sacile e a nord verso Gemona. E ancora oggi c'è l'Ancona dell'emigrante, perché le persone appunto scendevano dal centro del paese a piedi, c'è questa Madonnina dell'emigrante che salutavano prima di partire e poi il momento proprio della partenza. Oggi si è preservato il valore sicuramente della ferrovia, della stazione, del treno e attraverso un programma di valorizzazione turistica regionale nel 2018 e 2019 Pinzano è stata una delle mete del calendario dei treni storici della regione. Collegato sia col treno a vapore ma anche con la littorina, che era un altro elemento storico che caratterizzava soprattutto i nostri emigranti. E quell'esperienza è stata molto bella perché proprio il racconto delle persone che risalivano sul treno dopo tanto tempo risvegliava proprio il ricordo, la memoria, no? Chi lo usava per emigrare ma anche per andare a studiare, chi per incontrare altre persone. Addirittura c'è stato chi ha fatto il viaggio di nozze all'epoca, quindi parliamo del Novecento, utilizzando il treno. Per cui anche oggi insomma, è un simbolo importante della nostra comunità. La collocazione di Pinzano è sempre stata molto interessante proprio dal punto di vista geografico e dal punto di vista storico fa parte della linea dei castelli, per esempio della Pedemontana, ha questo sguardo sul Tagliamento e poi era collegato alle vie di transito, no? Quindi sul Tagliamento attraverso il traghettatore, quindi c'era Camillo il traghettatore che proprio aveva questo compito importante di portare le persone da Pinzano a Aragogna, quello che oggi è località Tabine. E poi ci sono innumerevoli sentieri, percorsi utilizzati dalle persone che abitavano a Pinzano per andare a lavorare nei campi, ma anche dai bambini per andare a scuola banalmente, perché tutte le piccole frazioni erano collegate proprio da questi sentieri, da questi percorsi. E le latterie erano un altro elemento che era presente in tutte le frazioni del paese e proprio per portare il latte, per portare i prodotti si utilizzavano questi sentieri. E negli ultimi anni, da 10 anni a questa parte, sono tutti dei percorsi che sono stati rivalutati, che sono stati ripristinati grazie al lavoro dell'amministrazione e a un grandissimo gruppo di volontari, quindi persone che magari sono i nipoti, no? I bisnipoti degli anziani che una volta utilizzavano questi itinerari per lavoro, per necessità, oggi li hanno risistemati. Anche riportando a valore i vecchi muretti in pietra, quelle che erano le clapadorie, quindi i sentieri percorsi, e sono diventati proprio anche un'offerta turistica, perché ci sono sempre più persone che scoprono i nostri paesi anche come meta per passare una domenica o qualche fine settimana. E in particolare a Pinzano è presente il sentiero CAI, che è un anello di 9 km che mette proprio in luce tutti gli elementi principali, quindi dalla stazione, il castello, il sacrario germanico,
ma anche il Cammino di San Cristoforo, che invece è un progetto molto ampio, che sostanzialmente parte da Caneva e arriva a Spilimbergo, e di cui la zona di Pinzano è uno degli elementi più caratteristici, proprio perché passa a Manazzons, che è una delle nostre borgate più interessanti dal punto di vista naturalistico, e poi arriva anche su Sacrario Germanico, da cui è possibile godere della vista del Tagliamento. Quindi è bello vedere come il passato, no, la nostra storia, oggi diventa anche motivo di scoperta e di ritorno su questi territori, in questo comune. È stato un viaggio che valeva veramente la pena di fare. Ve ne sarete accorti. I piatti, i sorrisi, la gente, il panorama, quella terrazza che dà sul Friuli. Beh, non ci sono altri ingredienti da consigliare perché qui c'è veramente tutto. Manazzons, ripeto, è un paesino, ma che è un piccolo gioiello di questo nostro Friuli che, grazie a Telefriuli, a Friuli nel Mondo e al Comitato per la difesa delle osterie, noi abbiamo la possibilità di dare visione a questi amici friulani, ma soprattutto agli amici friulani all'estero. In tutto il mondo noi vi stiamo portando un po' di profumi, un po' di sapori, forse anche, perché no, un po' di nostalgia di questo Friuli. Perdonateci e prendetela come un regalo. Alla prossima, Mandi.